Tic. La TAV in Veneto va fatta e ne abbiamo bisogno, lo sostiene il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas alla luce delle ultime vicende. Grandi navi a Venezia, il presidente di Marghera Gianfranco Bettin commenta il fallimento dell'ultimo incontro, il governo deve avere le idee chiare una volta per tutte. Maxi sequestro da parte dei Baschi Verdi di merce contraffatta lungo il litorale di Sottomarina, migliaia di prodotti di abbigliamento. L'attrice Ottavia Piccolo ai nostri microfoni affronta nuovamente il tema dell'immigrazione, è aberrante, dice, incriminare chi salva le persone in mare. L'ex boss della Mara del Brenta diventa paladino della lotta all'inquinamento e diffonde un video denuncia. Assegnazione delle cattedre in Veneto, quelle non verranno coperte e supereranno quota 1000, l'assessore Donazzan, non sarebbe accaduto con l'autonomia. Oltre 15.000 persone, l'estate di Marghera attrae sempre più pubblico, dopo la musica ora si parte col cinema all'aperto, da quest'anno anche i popcorn. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo innanzitutto di TAV in Veneto, va fatta e ne abbiamo bisogno, lo sostiene ancora una volta il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che commenta così anche le evoluzioni su queste grandi opere e l'alta velocità. Ci deve essere, va fatta, ne abbiamo bisogno di continuare ad essere competitivi nei mercati non solo nazionali ma internazionali, per cui sono tutte quelle opere, infrastrutture che ci danno direttamente dei vantaggi, anche indirettamente, che ci danno anche dell'economia nuova sul nostro territorio, e quindi è una cosa che va sicuramente fatta, soprattutto quando diciamo è un progetto già consolidato. Pochi giri di parole. Dopo i continui tira e molla al governo sulla questione TAV, secondo il presidente di Confindustria Veneto non ci devono essere dubbi, va fatta senza se e senza ma. Questi continui tentennamenti non aiutano nessuno, in primis l'industria, e creano solo confusione, facendo perdere, evidenzia Zoppas, la fiducia verso chi meglio dovrebbe amministrarci. La fiducia che stiamo cercando di mantenere a stento nei confronti di un sistema istituzionale che dovrebbe essere proattivo nei confronti degli interessi delle imprese e comunque dello sviluppo economico. Invece questi tentennamenti, questi litigi e queste situazioni di conflitto continuo ci fanno perdere, diciamo, una fiducia verso quello che può essere uno sviluppo economico di cui abbiamo bisogno. Dalla TAV alle trattative sul passaggio delle grandi navi a Venezia, il presidente di Marghera Gianfranco Bettin ammonisce il governo, deve avere le idee chiare, dice, una volta per tutte. È incommentabile questo balletto di ipotesi in cui sembra che chi si sveglia la mattina tira fuori una ipotesi nuova, prima Marghera, poi Fusina, poi Marchioggia e così via. Un'ipotesi dietro l'altra, ma di soluzioni nemmeno l'ombra. Anche il presidente di Marghera è rimasto sbalordito dall'esito dell'ultimo tavolo svoltosi a Roma senza alcuna conclusione, se non un ipotetico cambio di rotta da parte del ministro Toninelli, che è passato da un no secco sulla proposta Marghera a un si potrebbe fare provvisoriamente. La cosa fondamentale è che sulla base di alcuni presupposti, cioè non si scava più in laguna perché la laguna è già martoriata da scavi di un secolo e al dissesto idrogeologico, non si mettono in competizione attività economiche preziose come l'industria, il porto con la monocultura turistica, si garantisce la sicurezza. In base a questi presupposti chi ha il potere di decidere, decida, altrimenti lasci che decida la città, ma se il Ministero avoca a sé il potere di decidere, non si sveglia ogni mattina con un'ipotesi diversa. Il tutto alla luce di un altro episodio che questa volta coinvolge Chioggia, l'opzione preferita dal ministro Toninelli.
Una nave mercantile battente bandiera panamense proveniente dalla Turchia con 15 persone di equipaggio e carica di gusci di vongole si è infatti incagliata all'entrata del porto sul fondale sabbioso, scatenando molte polemiche. Grandi navi da crociera a Chioggia, ha detto qualcuno, ma se si incagliano sui fondali anche quelle non gigantesche? La cosa peggiore è continuare a inventarsi una soluzione al giorno per non decidere mai nulla, lasciando le cose come stanno. Quindi bisogna fissare i cardini, i vincoli, e su questa base chi ha il potere di decidere decida. Altrimenti continuiamo con lo status quo, creando i problemi che abbiamo visto finora. La cronaca: una ragazzina di 17 anni che è salita all'8° piano di una palazzina in costruzione a Jesolo è stata raggiunta e convinta a desistere da una pattuglia di carabinieri. La giovane, che si era allontanata da una comunità terapeutica della zona intorno alle 10, è stata vista da una donna che ha chiamato il 112, era seduta sul cornicione coi piedi penzoloni nel vuoto. Sul posto si è recata una pattuglia di militari della stazione carabinieri di Jesolo insieme a un'amica della ragazza con la quale la minorenne era in contatto telefonico. L'equipaggio è salito al piano dove si trovava la minorenne, riuscendo a convincerla, allontanandola dal parapetto e accompagnandola in strada. La 17enne è stata quindi condotta al comando dei carabinieri di Jesolo. Dopo essere stata visitata dal SUEM 118 è stata riaffidata agli educatori della comunità. Maxi sequestro di merce contraffatta a sottomarina, operazione della Guardia di Finanza. Guardia di Finanza in trincea sulle spiagge veneziane per contrastare il commercio di prodotti abusivi. I militari hanno sequestrato lungo il litorale di Sottomarina oltre 3.000 articoli e accessori d'abbigliamento, t-shirt, abiti da donna, scarpe, sandali e borse con marchi contraffatti di alcune delle case di moda più famose al mondo, come Prada, Gucci, Louis Vuitton. Quest'anno i finanzieri clodiensi hanno iniziato l'attività di repressione del commercio ambulante abusivo il giorno di Pasqua, proseguendo poi anche a Pasquetta, il 1° maggio e la festa dei patroni di Chioggia, oltre che in altre giornate ordinarie. Fino ad oggi sono stati eseguiti oltre 50 sequestri di merce per un totale di circa 15.000 articoli e denunciati 12 cittadini stranieri all'autorità giudiziaria di Venezia per i reati di contraffazione e ricettazione. Dopo il naufragio al largo della Libia, con centinaia di morti, la voce dell'attrice Ottavia Piccolo si leva in difesa dei migranti. Porti chiusi mi sembra la follia, salvare la gente in mare è sempre stata la legge della natura e la legge del mare, quindi pensare di incriminare quelli che salvano le persone in mare lo trovo aberrante. Dopo il naufragio al largo della Libia, con centinaia di morti in mare, la voce dell'attrice Ottavia Piccolo si leva a scuotere le coscienze. Bolzanina di nascita ma ormai veneziana d'adozione da oltre 20 anni, al Lido che ha eletto come suo luogo del cuore, l'attrice, Palma d'Oro a Cannes nel 1970 con Metello, è oggi impegnata soprattutto nel teatro. È stato all'Ausonia Ungaria per parlare della prossima mostra del cinema, ma anche sui temi di attualità Ottavia non si smentisce. Mai banalità, anche a costo di andare controcorrente. Questo non vuol dire che non si debba pensare a dei modi per far arrivare queste persone in modo più umano. Penso ai corridoi umanitari, penso ai visti così. Non ho soluzioni naturalmente, ma nessuno ce l'ha né da una parte né dall'altra. Credo che quello che manchi in questo momento, non solo nel nostro paese, è parlare. Se ancora ce ne fosse bisogno, l'attrice chiarisce un concetto. Milioni di persone, non migliaia, milioni di persone che si muovono da un paese all'altro, da un luogo all'altro per sfuggire alla fame, alla guerra, a una vita impossibile. Quindi per me l'accoglienza è naturalmente la prima cosa. Poi il suo appello, destinato a far discutere e soprattutto riflettere. Tutti siamo migranti. Dobbiamo forse ricordarci che siamo di passaggio su questa nostra terra, che veniamo da chissà quali altri luoghi. Se diciamo italiani, dobbiamo dire veramente, non so, gente che
ci ha fatto venendo da tutte le parti del globo, e italiani vuol dire anche gente che è andata in tutte le parti del mondo. E ora il tema scuola, con le assegnazioni delle cattedre per il prossimo anno scolastico. Si calcola che in Veneto quelle che non verranno coperte supereranno quota 1000. Non sarebbe accaduto se il Veneto avesse l'autonomia differenziata, è stato il commento dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana. 1000 cattedre che mancano in Veneto. Che segnale è? Che lo sapevamo, l'abbiamo detto più volte al Ministero dell'Istruzione, io personalmente lo dico da oltre 10 anni. Una programmazione nella scuola è la cosa più facile da fare, però va fatta sul territorio. Anno nuovo, problemi vecchi, perché il tema delle cattedre vuote è un refrain che si ripete puntualmente nelle settimane precedenti all'apertura delle scuole, e tutto perché, anziché prendere le decisioni in relazione ai territori, le scelte vengono fatte a Roma e i risultati, non solo da anni ma da generazioni, si vedono, anzi no, nel senso che i professori che dovrebbero esserci sulla carta in realtà proprio non arrivano. Ma quello che fa arrabbiare è che una scuola gestita regionalmente questi problemi non li ha. A Trento hanno la possibilità di fare i concorsi per i presidi, hanno la possibilità di fare i concorsi per i docenti e anche per il personale amministrativo. Servono 10 insegnanti di matematica? Si fa il concorso per 10 insegnanti di matematica, e quando questi vengono valutati, possono venire da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, da dove vogliono, si arriva a Trento e si sa che quei 10 posti saranno coperti. Trento fa così, e Roma come fa? Roma non fa, perché io per avere quei 10 posti di insegnanti di matematica devo aspettare un concorso che verrà bandito nei tempi nazionali per tutto il territorio nazionale e che darà un esito tra 1 anno, 2 anni, 10 anni alle volte. Ecco perché il Veneto vuole anche la scuola tra le 23 competenze dell'autonomia differenziata. Quest'anno sono ancora più avvelenata, permettetemi, perché l'autonomia avrebbe proprio dato una risposta a questo, perché la programmazione sul territorio, perché la spesa pubblica che deve essere identificata chiaramente per coprire cattedre che sono necessarie perché i ragazzi devono essere formati, la risposta l'avremmo avuta nell'autonomia, ancora una volta centralizzandosi e molto distanti in tutti i sensi. Industria 4.0, il Veneto diventa laboratorio di innovazione, presentato il sito questa mattina nella sede regionale di Confindustria. È il paradigma del cambio industriale del Paese, è l'integrazione tra la manifattura e il digitale, è quella che viene usualmente chiamata la digital transformation, quindi è la grande rivoluzione industriale che sta percorrendo l'Europa e tutto il mondo. E il Veneto ne diventa laboratorio di innovazione. Stiamo parlando di Industria 4.0 e nella sede di Confindustria Veneto è stato presentato il sito. Frutto di un lavoro di 1 anno e mezzo con tutte le territoriali del Veneto, e ci tengo a dirlo questo, un lavoro di gruppo che ci porta oggi a mostrare alcuni casi di eccellenza, non per la bellezza di raccontare i processi produttivi, ma per entrare nel tecnico e raccontare esattamente le aziende cosa stanno facendo innovando e permettere ad altri di copiare le buone pratiche di queste aziende. Fondamentale è la protezione delle aziende. La cyber security è una delle nostre priorità, come lo è il cloud, come lo è l'intelligenza artificiale, learning machine, quindi queste sono le sfide di questi prossimi mesi, di questi prossimi anni. Direi che la cyber security è la condizione sine qua non perché le nostre aziende siano difese dagli attacchi cibernetici. Dopo una fase di start-up sarà possibile per tutte le aziende che lo vogliono candidarsi ad essere luogo di innovazione e trovare posto all'interno della mappa interattiva delle imprese venete 4.0. A settembre inoltre partirà un roadshow. Il 19 saremo all'Italcab, cioè dentro un'azienda nel Trevigiano, 19 settembre, il 10 ottobre toccherà a Padova con la Sariv e poi tutte le altre province del Veneto. Ci fermiamo per pochissimo, rimanete con noi. I telegiornali di Antenna 3, andiamo a Marghera perché dopo la musica l'estate di Marghera continua all'insegna del grande cinema con qualche novità. Un successo di pubblico sopra ogni aspettativa. L'offerta estiva di Marghera attrae sempre più persone, grandi e piccini.
15.000 persone nel mese di luglio hanno affollato la piazza. È la volontà di un impegno che l'amministrazione ha messo nel ravvivare le piazze e i luoghi della città, ma che l'estate ha una storia lunga, però negli ultimi anni sta crescendo in termini di numeri, di durata, perché sono ormai 3 mesi, il primo mese è dedicato allo sport, il secondo mese alla musica e poi inizia il cinema che è forse la parte più attesa, la rassegna più ambita. Si parte il 2 agosto con 32 offerte, tra cui 5 proposte Disney e 11 titoli italiani, ma anche grandi pellicole straniere. Sono film in cui la gente può venire e divertirsi, ma sono film di qualità, sono film che hanno avuto un sacco di premi, con registi come Clint Eastwood, Redford, e ci sono i musical, Mamma Mia, c'è una parte dedicata poi negli ultime settimane ai film dello scorso anno della Biennale, quindi i 2 grandi successi, The Star is Born di Lady Gaga e Bradley Cooper, e poi c'è la partita quella del film First Man di Chazelle con lo sbarco sulla Luna, con l'allunaggio, visto che siamo anche il 50° dell'allunaggio. Quindi una proposta forte, un investimento da amministrazione significativo in termini di sforzo organizzativo e di risorse, ma è la conferma che Marghera è al pieno centro dell'attenzione dell'amministrazione ed è un po' il cuore dell'estate veneziana. Con un costo bassissimo e una novità. Si tratta di 3 euro se non si ha il carnet, ma tutti si fanno giustamente il carnet da 10 ingressi a 20 euro, quindi sono 2 euro a ingresso, un prezzo più che altro simbolico perché chi viene a occupare la sedia abbia se non altro la voglia di vedersi il film. Grande novità di quest'anno poi i popcorn, quindi si tornerà insomma ai tempi di una volta in cui il film all'aperto era con i popcorn, non ancora il limone con la liquirizia, ma ci stiamo attrezzando per il prossimo anno. E ora guardate questo video e soprattutto ascoltate le parole, perché a parlare è l'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero. Sentite. Buongiorno, sono Felice Maniero. Da oggi in poi il mio lavoro sarà giornalista d'inchiesta. Con la mia terza media avrò un successo straordinario di sicuro. Eccolo qua, allora quello che avete visto e avete iniziato ad ascoltare è proprio l'ex boss della Mala del Brenta, in veste inaspettata, il volto coperto, una camicia blu, un foglio in mano, parla della sua lotta contro l'inquinamento e soprattutto contro l'eliminazione delle microplastiche dall'acqua. 19 minuti di discorso durante i quali attacca la politica colpevole, a suo dire di non aver fatto nulla. Parla della salute dei bambini da difendere e dei pericoli legati appunto all'inquinamento. Insomma, il testimonial, chiamiamolo così, che non ti aspetteresti davvero. Dopo la calura di questi giorni, da domani sera in arrivo temporali, in realtà abbiamo già visto qualcosa nel Bellunese e ora anche nella zona del Trevigiano. Ecco, il veneziano sarà interessato nelle prossime ore, si faranno più intensi per domenica. Sentiamo il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli. L'ondata di calore che ha investito un po' tutte le nostre zone, che ha portato i livelli delle temperature a record, quasi 40 gradi in pianura, e questa ondata si sta attenuando perché si attenua il promontorio che ha portato aria calda e l'anticiclone, quindi fa irruzione aria più fresca, più instabile, che però darà vita a qualche temporale. I cambiamenti saranno più evidenti però da domani, dalla seconda parte. Inizialmente abbiamo infatti domani ancora un cielo sereno, poco nuvoloso, dal pomeriggio un aumento della copertura, della nuvolosità, e in nottata qualche fenomeno. La giornata peggiore sarà domenica, con cielo in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso, coperto, con temporali, precipitazioni a carattere temporalistiche che ci potranno interessare per quasi tutta la giornata, quindi con temporali anche di una certa entità, quindi anche le piogge di conseguenza potranno essere di una certa consistenza. Poi ci sarà un miglioramento, naturalmente la settimana prossima proseguirà con una certa variabilità e con temperature più normali. Le temperature, ecco, questo è il lato dolente. Per domani ancora valori minimi intorno ai 23 gradi, 24 gradi, valori massimi ben oltre i 30 gradi, quindi ancora 33-34 gradi. Per domenica ecco un brusco calo delle temperature massime che scenderanno nettamente al di sotto i 30 gradi, quindi 26-27 gradi, e valori minimi intorno ai 21 gradi. Poi per lunedì riaumentano, ma ripeto si mantengono su valori normali. I venti saranno deboli, di direzione variabile o qualche rinforzo durante i temporali, l'alto Adriatico tende a mosso. È tutto.
In chiusura vi ricordo che questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, parleremo dei soldi stanziati dal CIPE per diverse opere pubbliche in Veneto, insieme all'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio a qualche altro dettaglio sul meteo. Buona serata. Benvenuti al meteo. Una perturbazione atlantica scaccia via l'anticiclone africano. Nel weekend un'ondata temporalesca spazzerà il caldo afoso di questi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 27 luglio. Sul Veneto tempo in rapido peggioramento, in mattinata sarà più stabile, poi col passare delle ore avremo piogge e rovesci via via più diffusi e localmente anche forti. Attenzione a possibili locali grandinate e non si escludono dei nubifragi, specie durante la nottata. Temperature in calo, come detto, con minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese invece tra 30 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, la situazione sarà simile con acquazzoni via via più diffusi sulla nostra regione, localmente anche intensi e accompagnati da grandine. Temperature in decisa diminuzione con minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime in sensibile calo sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.